17 giugno 1970. Allo Stadio Azteca di Città del Messico, in occasione dei campionati mondiali di calcio, l'Italia batte 4-3 in semifinale la Germania Ovest, in quella che passa alla storia come la partita del secolo. È il 1970. In Italia, in quel momento, il presidente della Repubblica è Giuseppe Saragat, eletto nel 1964, primo socialdemocratico a ricoprire la carica di capo dello Stato. Il presidente del Consiglio è Mariano Rumor, al suo terzo mandato consecutivo. Proprio il 17 giugno, lo stesso giorno della semifinale tra Italia e Germania Ovest, inizia al Senato la discussione sulla legge per l'introduzione del divorzio. La nazionale italiana affronta il Mondiale di Messico 70 come al solito tra le polemiche. Campione d'Europa in carica, ma reduce dalla figuraccia nel Mondiale inglese di 4 anni prima, eliminata dalla modesta Corea del Nord, l'Italia si qualifica prima nel girone eliminatorio, ma senza entusiasmare. Uno striminzito 1-0 con la Svezia e 2-0 contro Uruguay e Israele. Ma a tenere banco è la polemica di Gianni Rivera, che si lamenta di essere poco utilizzato. Una scelta che appare più politica che tecnica. A partire dai quarti di finale con il Messico, il commissario tecnico Ferruccio Valcareggi si inventa la staffetta. Il primo tempo gioca Mazzola, il secondo Rivera. Gli azzurri battono i padroni di casa per 4-1 e si qualificano per la semifinale, dove incontrano la Germania Ovest. I tedeschi arrivano da favoriti, dopo un girone dominato e dopo aver rimontato 3 gol all'Inghilterra campione in carica ai quarti. L'Italia passa subito in vantaggio con un sinistro di Boninsegna e riesce a concludere il primo tempo in vantaggio. Boninsegna ha segnato, uno splendido tiro di Boninsegna di sinistro dal limite dell'area. Boninsegna, 8° minuto, Italia 1, Germania 0. Esce Mazzola, entra Rivera. Nel secondo tempo è un assedio tedesco, ma il risultato non cambia. Quando ormai la partita è finita, nei minuti di recupero la Germania pareggia. È 1-1 e si va ai supplementari. La Germania Ovest passa subito in vantaggio con un gol di Müller e fa 2-1. 4 minuti dopo, Burnic segna il 2-2 su assist di Rivera. A 1 minuto dalla fine del primo tempo supplementare, l'Italia passa addirittura in vantaggio con Riva. Ma la Germania è ancora viva e nel secondo tempo supplementare trova il pareggio con un colpo di testa di Müller sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con la palla che si infila tra Rivera e il palo. 3-3. Ma passano nuovamente pochi secondi e l'Italia, che si riversa subito in avanti, trova nuovamente il gol con Rivera, che rimedia all'errore di posizione di poco prima. Boninsegna ha saltato, shoot, passaggio, Rivera, rete Rivera, ancora 4-3, gol di Rivera. 4-3. Dopo 2 ore di sofferenza e di gioia, l'Italia è in finale della Coppa Rimè. Quella finale la vincerà il Brasile di Pelé, con Rivera inspiegabilmente tenuto in panchina. Gioca solamente i 6 minuti finali, a risultato ampiamente compromesso. Nonostante la delusione finale, Italia-Germania 4-3 entra nella cultura di massa del nostro paese, è ricordato come uno dei momenti più emozionanti della storia dello sport italiano.